questione dalla precisione, una volta i furlans avevi un po' manco, e soprattutto erano veramente nominati per essere precisi, no? Spaccavano il minuto quando arrivano di qualche bando. E veramente dicono che la filosofia dal Furlan è una filosofia che nos dà anche l'idea, diciamo, che erano i Furlans di una volta e diciamo che avessimo magari di pensare, arrivare a capire anche la nostra storia, perché la nostra storia si capisce attraverso ciò che noi siamo, attraverso ciò che noi abbiamo di valore alla nostra realtà, perché noi arriviamo a essere coerenti con i nostri passati e con ciò che evidentemente ci hanno lasciato i nostri sbons dal passato. Os notos vuoi favelare di un altro, dice poeta, che ha queste caratteristiche di pitturare il carattere dei furlans. E questo poeta è un anonimo, diciamo così, chiamiamolo così, perché non ha avuto il coraggio di scrivere qui calè. E anche la virtù come titolo delle sue poesie, i trucks furlans. Ci sono il trucco? Il trucco è un indiano, è una roba che vuole essere non una roba reale, ma una roba che in qualche modo applate dalla situazione, dalle realtà che non sono più dopo riconoscibili come vere. E lui si presenta con due sonetti, c'è sonetti. Il sonetto è una forma di poesie, le forme di poesie che stanno adoperate dai toscans, del Timò, dal Medioevo. E lui lo elabora per Furlan. Solitari, mut contemplativo, nemic di ogni interesse, di fast curioso, con spirito creatore imitativo, di svoluce i concetti serio e pensoso. Dal Bernese, o sublime, passa al corsivo. Allora il dice, cioè vuol dire, allora il Bernese sarebbe il nostro carattere di scatola, quando si stampa una roba. Invece passa al corsivo, c'è il corsivo. Il corsivo è un modo di scrivere che è più familiare, che scrivi a penne, è corsivo. Invece il quadrato, in corsivo, è invece una forma più ufficiale, no? Che dalle macchine si scrive, che dai computer, eccetera. Invoca al dis Apollo e musis religiosi. Allora, qui sono Apollo e las musis. Apollo è il dio delle poesie e las musis, che è il Nuf, è che con lui aveva la capacità di trasmettere tutte le arti, dalla storia alla danze, a tutte che le arti esprimevano dalla civiltà greca. Quindi un reclamo poetico a che era la Grecia antica, perché ogni poeta, una volta, aveva la possibilità di dare alla sua poesia questo reclamo antico, questo reclamo lontano, perché era una cultura, una volta, massime perché era di pros, era una cultura che si diceva classica. Con i sgraci sa scherze, doar e scrive. Allora, le sgraci sono un'altra divinità. La grazie al non con sé, è la bellezza, è la gioventù, c'è che migliora poi essi dalla vita di una persona. Ebbene, il poeta c'è facile. Il poeta al doar e al scrive, con le sgrazie, con queste bellezze che lui ispira. E qui genios
passione baldanzus. Allora, ci vuole di appassionare. Appassionare proprio dalla piove, di che va per Pasqui, no? E allora la appassionare vuol dire la insieme, dai pras, girare insieme a che sono i genius, la genialità, cioè la intelligenza pure che viene dalla cultura. Non lo conform il firmament stellare, non lo stupis la tiare in gran monture, nell'abisso lo spavente o il caos facciare. Clame ha capito con disinculture l'avenir e il presente. Come il passato, de critiche indormirsi e de fatture. Allora c'è Iser chi si reclama. Chi si reclama lei il clamà come simbolo di poesie, come momento di poesie che diventa anche vita, il presente, che è quel che si vive, quel che si è vissuto dal passato e quel che si vive anche aspettando e sperando che arrivi il domani. Allora, però, dalla vita si ha anche a che fare, così, non come con le sgracis, non come con le smusis, non come con le robe biele, ma si ha anche a che fare con i superbos. E allora il Furlan di solito le assume che le superbo. Sono chiari da poco fatti dots e cosa sono fatti? Cui può mai dire, benio, che tai non sei si scogli o fa di scroc ad occhi pazzi. A fronte che ti van dret e mai si play. Andar per scherzo al mondo, doi tre az, che al par che finché i cooks in loro si c'è, e pardut che stan stias, o sciocs o mazz. Ma io, ci sono mo, stiao, tan val che stai. Ecco questa descrizione dal superbo che in qualche modo accodiesi questa c'è. E no, al dice il poeta, così, tank mus, cioè l'asino, no, il mus, le ho detto che schi, non val un et di loro, né a tuat né a pro. Allora, al fa la differenza, al dice, il mus, che so io, rispetto al superbo, rispetto a che accodiesi questa c'è, non vi neanche un minimo di differenze. Ma c'è che dice che non sa niente e poi che non si può dire. Che si sta impulsarsi in do in mi e no. Al fin non è che un fu di grandi spiriti. Allora c'è Ise, Ale che dal superbo, Ale come un fu, quindi le robe da fumate che non hanno nessuna consistenza, oppure c'è calè un gran dentro tu spì, la spiga, un gran dentro tu spì, con te gran scandè non contenuto. Che un sbuff di vin si spam, potiat lo suonò, comprò, per dire che non sei, con la stufa e zaf, che noi ven di un, ai ven di raf. Allora, o di rif o di raf si dice come proverbio. O il ven di rif o il ven di raf. È un proverbio vecchio. E appunto, c'è che noi ven di rif, al di shalom semplice, shalom umil, ai ven di raf, che comunque, che caleumi dà sempre un vantaggio rispetto al superbo. Un'altra roba che colpisce il poeta è un matrimonio al dis in Boraschi, tempiesti in Boraschi. Chiant Nuv, Domeni, chiaf di mus, c'è isa sta di vo, dall'alpe fin comò, frastion a bevi, frastion, vuol dire che frequentare la frastia era là che si metteva di bevi, là che si deve di bevi. E ben gridau sio devi, a costi 100 patas,
e dius sassin masclas piesti bilban. La fini reso quando di là de bieremite a fa che brutte vite l'invereaisi. Podesmo ben vantaisi di Gesù non valere. Ah sì, se son potenti di baronade. Ci la baronade. Baronade è la stupidaggine che si fa, il modo di anche non è proprio esemplare, no? E allora se si chiama come tipo, dice, si chiama il baron che il baron non è proprio esemplare, no? La nobile del baron. Io so via il consumate, e distrussi e dal di giù. E lui che come tu le sempre bene. Allora, è una femmina che si lamenta con queste poesie che allora semplificano lo starie, che sono semplificano lo starie, e io dico, io so consumate, distrussi, cioè di lavoro, e di digiuno, perché potessi lui dallo starie non è che si mangi tanti in chiesa, e lui, che è il gomitù, è sempre bene di vino. Non è che hanno il veleno, che le razze di Puzzone, e poi un folador, io seppellì. Allora dice queste femmine, io vado a svolgere di velenarlo, e dopo tu la metti, dove saporire. Saporire un folador, là che si fa il vino, là che si cola il vino, no? Dice a me anche un po' la poesia che dei piombi, no? La capisci. E qua anche l'amore, invece che non è crosto, mi planti su me. Podesto la falì, anzi, ad i miei picchiar, e dopo scontento tante pocce. E là che brutte socce di mandri e di pulcei, dai pisi e cerviei che ti cepelli. E poi, gli ucciansti ueli, e il costin i tiei questi. Noi da una serie di maledizioni, gli dice che tu coli si tu ne pocce, che tu veni crostati in questi dai cans. E su momenti stessi anche te la pettini. E se gli amici spieti, o c'eri scalmanas dal fondo di toceat, ti schiampi in via. Allora dice che ti darai anche fuoco, e se vieni a ceriti i tuoi amici, a schiampare via in toceat dal fondo, perché qualche un quarto a bruce, ovviamente a cuce. Ti darà mal per dire, giurare dal paron sual, che a lui cambia castal, e tu stai bene. Poi gli dice anche un'altra roba, gli dice che Joal, che è un nome sfalto, no? Per italiano, che è un paron, che è il suo paron, lavora di cambiare castal, cioè lavora di cambiare amministratore dai suoi campi, e allora per lui, e ti sta bene, dice sta femmina, che tu vieni sparare via dal paron. Io, lui con te non vieni a spasimarmi ogni ora, ma pure alla valore non vuoi sapere. Non puedo la servente in chiesa d'aldeano che fin dal primo dall'anno mi ha domandato, molti se mi io a voi in chiesa dal sindaco a fare la massarie che mi ha domandato già dal primo dall'anno. Ah, fossi io ben lade, vares qualche florin, il florin alle fiorino, qualche pecino, che tu sia un birichino, tu mi hai trovata. Podesto piar di flat, continua a maludire, no? Podesto piar di flat, non sei tu mai scusate? Riguarda la guariate di Catrasere. Rispette qui impere, che le parole di chiase o muse di veranze. Allora, come fa vedere lui? Fa vedere lui e dice, rispette che le parole di chiase, no? Rispette che l'impere. Allora, se io vuoi fare vendette, ti giuri che vi spalis, sottitoli dai alis, ti colpi sul più. Allora, Catralì è stata la giornata dalla violenza sulla femmina, no? E dispesta la poesia furlane, aveva fuori questioni che appestano le femmine, no? Proprio veramente, diciamo che era una roba frequente. È una roba frequente. Ai, guai sa che miglia luci, deventi un basilisco. Rusutte o Dio c'è fisco fa di te. Allora diventerà duro, serio come un basilisco. Il basilisco erano le bestie fantastiche che venivano diciamo, citate perché qualche uno chiamava il basilisco diventava
dura, si induriva, si paralizzava. Allora non bisognava che aveva questa pezza di sapino che diventava. Allora lui ha detto, diventerai tu come ti ha dato il basilisco e farai di te rosute, di solito i poeti di paese chiamavano rosute, mariute, no? Las femmines, farai di te fisco, farai un fisco, di tutto. Non sta se chiami, ma se avevi vuoi abbastanza, di fatti in pia la panza, vattiti in sverte. Io ti varei sta certe, vie con me menade, così poi belegnade non tu saresti. Sì, dice, se tu vuoi, ti potevi portare anche dall'osteria. Così dice, non tu saresti invelenate qui di me, se tu fossi svenuta con me. Ciao, pomagliata, dice. Tu questi stigliali in te padiere. Mi è giunti con radelle, punto e soppis. Allora ce l'hai mangiato. Da mangiare. Tu questi stigliali in te padiere, quindi vi capite tutto. Dopo mi è su il coradelle. La coradelle è i corigins, no? I corigins della bestia che si faceva qui. Punto soppis, la soppa c'era. Si metteva il pan al brodo, dalla minestra, che era la soppa, no? Dopo, gioiai di coppis, allora c'era gioiato di coppis, c'era la coppis era la coppa, no? Il gioco dei coppis, cioè il gioco di stiartis, no? Che si chiatti la scoppis, che si chiatti i bastoni, eccetera. 4 boccai di vino, un rosti di colombin, tanne formati, avevo fatto una biele mangiate. Denel, 4 salvati, chiappati dal parere, che si mangia con spet contemporaneo. E dopo anche c'è che aveva fatto il denel, che era un piacciatore. Colui non si lamenta, che era tutto soddisfatto, perché con il dottor Gagat fa tanto a casa. Dice, tu ti lamenti, tu dici, no? Io sono 20 anni soddisfatto e tu ti lamenti. Ah, dice di nuovo, fosto bien latte in fas, perché non manda di, convegni anche io lì? E dice, perché non metto gramade allora, no? Se tu devi svegli. E non quelli da sami, plene di sete e di fame, senza non 40 anni. Tipo de spindi, 40 anni era la moneta austriache, tedesche, no? La Carantania, sarebbe la carinzie di UE. E si usa in modi, no? 40 anni. Come che si usa di un franco, 40 anni, no? Tutte le monete vecchie si tengono in timore, tant'è vero che UE magari a me mi stampe di la lira invece che di l'euro, no? Ma di ecco che la 600.000 lira, perché che si è usato con le vecchie monete, allora di 40 anni, il franc, come anche la lira, la vecchia moneta. E dopo, anch'io pretendi di farmi sta quiete, col dimmi la ricetta del topasure, tu pretendi di farmi sta quiete, col dimmi la ricetta e dice che tu ti sei spasciuto. Bestie mai vedute, complimenti. Non sei tu schiaffoiato, ave in tal muccio da fa? Tu paus, ben sta contento, e non sei a pulì. Tu sei spavio in lì, come curà. Allora, nonostante tutto scalamaglia, a dormire, al ronsè, cioè al farsi rumori disinmolesti, no? E altrimenti tu già. E quindi gli dici, ti sta bene tutte queste robe qui. E io pure recà, dai 10 poi ai matins, tirerei sui cantins con panze scragni. Allora, invece io sui ca, ci sono dai 10 poi ai matins. Allora, una volta, la Glesie e anche i predis, avevano che cadere il libri dai salmi, avere un libro che scoglieva nei siti e che si chiamava attraverso l'ore della preghiera. Allora, per esempio, a Chiespui, allora dopo di misdì, dopo era compiete io, matins a mattine e dopo era il misdì, no? Che creava in 4 minuti sin dì. E allora io a dis, da Chiespui ai matins, cioè da paese, da Chiespui ai matins è l'agno. E allora io tutte l'agno è state con la pancia guide.
mi tens tu per toccare, mi tens tu per toccare. Dopo che hai consumato per te di sang malato tutta la dote, è lì la questione. La questione delle dote che vengono consumate, no, da l'uomo, è come che avresti bisogno di mangiare di vivi, la dote è già stata mangiata. Che il lof ti mangi in botte, mostramo l'inventario, c'è che ti ha portato mari, carognose, e lui risponde, che ti mangi un lof, il lof è dopo, no? Voi magari non si rende conto, no? C'è che voleva dire una volta il lof era l'unica bestia salvadia e feroce che si chiamava in Friuli. E dunque, dica ti mangi il lof non era tanto scherzato, ma c'è che i lof sono restati liberi in Friuli fin quasi alla fine del Seicento. E come torni, secondo qualcuno, ma non sono più pericolosi come una volta, anzi come a dare la possibilità di finire che si chiama la biodiversità. E allora lui ai augure, no? A di esci mangiare da loro e mostrano l'inventario. C'è l'inventario? L'inventario è l'equivalente della dote, praticamente. La si chiama inventario, perché quando le femmine si sposavano e portavano la cosiddetta archie a casa dall'uomo, il corredo, la dote, avveniva inventariata, cioè ti dicevi tante sentimelle, stai lì su, tante scotole, tante che si chiamano in timore i documenti di archivio, no? Allora le tutto si chiamava l'inventario di tutto ciò che una femmine apportava a chiesa là dai suoi suoceri, insomma, da che leva in chiesa, perché come volte non è che si deve, come Furlans, una chiesa autonoma, così come Caleguè, si deve in chiesa, in famiglia, si diceva esattamente. La infamia, no? E soprattutto era dura la infamia avevi con altre persone, no? Alle vere che anche, sono anche dalla sviluppe, no? Che acchianti in questa disperazione dalla novice, che là in tutte le case, no? Straniere, dimandi alla chiesa d'altare o comunque dove la libertà, perché dopo dalla chiesa straniere qui che comande è la Madonna, è la Mari dal figlio, dall'uomo, insomma, no? E quindi è dure vivi così. E allora lui, gli elenca, i nostri omenata qui, no? Gli elenca c'è che gli ha parlato di inventari, di dote. Se ti è da portomari carognose, che coltre pecciotose, doi cotui di bombas, sis fascioles di nas e tre di quelli. Un abit, un anel, tre gumalaz di lin, due cazzi stupoli e cinque mesis. Un iet di pudiesis, quattro leons, tre cits, due mastelus feidins. Copete a dir, chiacce palette anghir, dos selis e dos taulis, che sono là, che sdiaulis a intrigare. Allora, vi dico come, diciamo che le fatto questi inventari, queste donne. Allora, se hai dato la mari alla femmina, gli ha dato una coltre, che si mette tagliette, pecciotose. Dopo, due cotui di bombas, due cotui di cotone. Una volta si deve bombas al cotone, no? Si sfacciolesi di nas, perché facevi in parte alla dote anche i fagiolesi di nas, no? E i fagiolesi chiarte, caringuei, no? Si vede i fagiolesi di nas di tele. E tre di quelli. Perché in tante volte la scontadina sa dopravi il fazzoletto non solo sul chiaro, ma anche da quel che servive anche per studiare sudore, comunque protegge il cuore. Un habit, l'habit era l'habit di feste, che dalla festa, che dal momento in cui tu facevi sulle feste, tu mettevi l'habit. Un anel, che era un ben di uso, no? Tre grumalazzi lì. Allora,
la cotola era una roba e parzore la cotola si metteva il grumal. E noi al dis, tre grumalats di lì, cioè di chetele un po' più lisere. E dopo 5 mesi. Allora c'era la chiamese. La chiamese allora la parte intime dall'uomo e dalla femmina. La parte intime che si metteva a contatto con la piede. Tale vero che anche il detto culo chiamese, ma sono come culo chiamese perché la piede, anche dal lavoro, così, si attaccare a che calere la chiamese. Un iet di pudiesis, anche lì, la spudieses, uehan vintante, no? Con la spude che sia di allevare così la soie, no? Anche las pudieses, anche nota iet, no? Quattro bleons sono gli insuli. Il bleon è l'insulto avendo matrimoniale, ecco. Tale vero che anche un detto sotto il bleon una sola opinione, nel senso che anche noi si chiamano sotto gli stessi insulti, dicono che non può fare subito la pace per la pensi in stesso modo. Tre cheats, i cheat alle body, dici così, no? Due masteluts fai dis, mastiera è una body un po' più grande, cop e chiavir. Allora, qualche non era l'acquedotto in chiase, si vede i chiavirs e si leva il winch alla fontana, al poch, e si chiariava l'aria tra i chiavirs, che erano solitamente di ram, e si ripartava e si appicchiava in chiase parzore di seglar, come si diceva. E per bevi si chiamava un cop, che era no, il contenitore, così, per bevi, e si chiamava un cop e si beveva dal chialdere. Quindi il chialdere e il cop solitamente di ram e si teneva in sempre jeans. E dopo la chiaccia qual era? La chiaccia era il segno dalla cucina, che si messe a dare la roba che si faceva di mangiare. Tale vero che si diceva anche che la Madonna, la capo di chiesa, così, aveva in mano la chiaccia, perché determinava la chiaccia dopo che uno aveva di mangiare e quindi anche che comandava. La chiaccia era il segno del comando. Un palet, dos selis, cioè dos chiadres, e dos taulis, che sono già là che diaulis ha intrigato. Bene, Pola Berdele, tu hai un bien menale, schifose, mercandale, stupidazzate. Ah, la mia gran brocchiate. E i 36 florins, 5 plats e 2 chiadins, e gli smolettis, 3 pioris, 2 banzettis, il chiaro venduto in tanto, facendo di tutto quanto, signore canale. Allora, la femmina risponde, dice, oh, tu mi dici, no, ma che roba chi? Non è vero perché, attenzione, che Patagogni anche i 36 florins, che Patagogni un capitale in monete, 5 plats da che si mangia, e 2 chiadins. Il chiadin da che si lavi di solito. Si beve, perché a volte non si beve il rubinetto, non si beve il lavandin, ma si beve il chiadin. Il chiadin avveniva tu su sopporti in fiaro o in metallo e lì si metteva un contenitore, si metteva là e si lavava sui chiadin. Insomma. Succedeva anche ai miei team, quindi non è che si è passato tanto. E dopo dice, tre pioris, è importante, alle volte tre pioris è un capitano, dos manzettis, ci vuole più, perché la mangia e dopo diventava vacchie, e di vacchia aveva anche la riproduzione, diciamo così. Il chiar, anche il chiar, ma c'è
cioè che il trasporto così dalla roba e dalle persone avviene attraverso il piano, le moto o gli automobili nuovi. E poi, a continua la femmina, due viaggi di pare, se saressero due viaggi di pare, allora il viaggio lo tradurresti in italiano in carico. Due viaggi, cioè in chiesa dalla femmina a chiesa dall'uomo, di due viaggi di pare. Quindi una roba con 5 purchase di là e 5 purchase, sarebbe di là, cioè piccoli, così il paio diventa grande. Dialine, dial e diat, e lì lo capito lui. E una occhie. E allora lui attorno alla carica. Podesto vini grotte. Grotte vuol dire che ti va di via la voce, no? Perché la febbre massa queste femmine per lui. Allora, podesto vini grotte. Finisci sporcezza, chiappe un pataf e tasla, ferma l'engone. Allora, lì proprio dal passe disegna alle vie di fatto di essere italiano. Cioè, gli dà un pataf e dice ferma l'engone, chiappe un pataf, tas, arazze, bulgarone, costo covevi pure, gli dice, va presto alla malore, se no te smoli, usto catima coli, ma colà. Lei fa diventare una magle, no? Perché si chiama come pacche, si dice che si è macolati, no? Macolati, e quindi l'altra parla una pacche. Macchie di sorebie, se no ti do i pardie, un fusto chiamo. A me, si ho Valbejuan. Valbejuan è un uccello, no? Un uccello notturno. A cosa si dice a un che è Valbejuan, vuol dire che è proprio tra le stupide. Zitto, tasla. Pif puf, o soimo proprio stuf. La tu capite? Mai me, che mi ha tradite? Aiut, pietà, io mur. Ai, Gesù miei di cur. Ven, pum, pum, pum. Fricche, suste, cucù. Se io non faccio così, non l'innetti a dormire, a mio signore. Spiete, domani, se tu mi metti in pace, la rinda di Tommaso viene insieme. Qualche cosa chiocche, le flemme, scusi, compatisci, non sta vigli parmis, un muse dove, vigli parmis, vuol dire, vigli doglie, quindi, prima si pesti, e dopo fa la Pasqua, c'è che lui dice, domani la di Tommaso, la mangiare vedi. La chiocche già non dove, dopo ti do ragione, ma c'è usto famo, l'uomo, le fa così. Vabbè, a un certo punto lui si scusa e dice c'è poco. Se gioca allora no, le fa così, cioè chiede una scusa. Su, vite a dormire, la segna il Montcuiet, che conta un buon suazzet, domani la giusti. E poi non ti disgusti. Vuoi fare proprio tanto muro, e che tu hai tu, lo mantegnerai. Tu vedrai così, che non arrivi d'accordo e tirare a bordo un bielgignato. Non vuoi più? No, qui Max, hai già provato a ronde, che alla con loro in ronde si va in malore. Ecco, la femmina risponde a lui che c'è di essi disin, condiscendenza, c'è di dare ragione per cercare di a dormire, e gli dice no, non vuoi più qui Max, cioè non vuoi più come un Max. Hai già provato a ronde, e dice, che là con loro in ronde si va in malore, che là con il mazzatore si va in malore. E poi, a di il der, gli ore, ti metti in cugliette, o chiare me polsette, al di lui. Mio dolce boccone, so stufo anche da buon, di far che vite strambe, vuoi proprio volta gambe, sta sicuro. Se ven qualche creatura a essi senza entrare, diventa un chiaro affare che ti fa spavento. E così per sempre, passata al vento da giù, e senza un spizzo al fu, tu spiessi crudi. Non sono mica figuris.
che da kinderen aan, quei jessi doet galan, qui miei vodains. Al promet che qui suoi vodains, con il suo lavoro, con la sua serietà, sarà galan, sarà educato. E Caldis, no? Che vadi i compagni, spaldevi la bucciute. Quando hai la melusute, hai tutto il mondo. Non c'è buon che le diventare, no? Dici, che compagni savadin, io mi tengo la melusute. No, che un plase secondo mi parli no. Io de che iesi a tanti te, mio cuoricino. Come qui mi ha dato patassi, ha fatto ogni sorte, come questa femmina del suo cuoricino. Furbo, dice. Berichino, sflandocchie tu, sflandocchie, mi testo pastarlocchie. Tu hai provato, ma dimmi sbeleato. Fu giusto che ti crodi. Basta, stare in avioni, qui degno. Allora, come si passa appunto a queste figurazioni dal matrimonio, no? Queste figurazioni dal matrimonio di lui che viene dall'osteria, che lei Gioc, che ha la peste, e il risprint, insomma, fatto sta che dopo, però qui vanno a dormire e non succede. Sì, poi il poeta non solo alleata, disegna che sono i costumi dalla realtà solo, dalla realtà paesane, che ricordo, è quasi una commedia, no? Che si conta sempre queste barzellette, queste storie sull'uomo, sulla femmina, eccetera. Ma fa anche una descrizione del Friuli. Alle il Friuli sentà fra i monti al mare. Gli udri e l'usins lo abbracciano a llevar. A llevar vuol dire a oriente, la calè sorelli, i sorelli a llevar. Sorelle da Calieve e sorelli. Vignesi al sud dimostra il golfo a mare. Livenze d'uspicibile a Bonà. Bonà è l'Occidente, no? Da che venga l'Aer. Il Tirol e Vilac, con altri par, al nord l'Uten dei Nembo sollevato. Lubagna e Tagliamento, e Legri e San, coronati di culini su il plan. Qual fortecce imponenti insuperabili, fra un bosco di vilis, viv, in serie strette, senza bisogno di vita navigabili, si vies di sede ed è fricò perfetto. Altri urale, veramente la poesia, no? Che loro pensano i poeta. La società di talenti incalcolabili, oh, c'è bravo, che di scienze e arte abbiano un pieno spiego. La buona aria, buone aria e robustezze, cui vantazzi che confuse la bella legge. E quindi ecco perché il Friuli le biel e i furlans è semen appunto dai buoni furlans e vedremo la prossima volta la continuazione di questa nostra lezione. Un saluto e un appuntamento alla settimana.